Rieccoci cari telespettatori, ben arrivati con noi nello spazio naturalmente di ANCI Veneto, quindi abbiamo Dario Menara, direttore di ANCI Veneto, ben ritornato, ci fa piacere averla in studio e parliamo dei primi 40 anni. Ovviamente poi se ci sono delle domande relative a dinamiche varie che riguardano i comuni, i sindaci eccetera, rispondiamo alle domande, approfittatene come sempre perché sapete che è una porta aperta, una finestra aperta sul mondo e quindi vogliamo essere interattivi con voi. Però ricorre da un paio di giorni fa insomma una celebrazione importante, 40 anni, primi 40 anni e che ce ne siano anche altri di ANCI Veneto. Tra l'altro io qui vicino, magari adesso non è visibile, ve lo alzo, eccolo qua a favore di camera, ho il nuovo logo che è stato coniato, che quindi sarà presente. Prima vedevate una specie, il castello era una rappresentazione di un castello, quindi una città murata per intenderci, adesso cambia e sarà questo. E con il nuovo logo abbiamo naturalmente delle novità importanti che vengono coniate alla luce dei grandi cambiamenti che nel frattempo ci sono stati. Ripercorrere 40 anni sarebbe lunghissimo, però anche estremamente avvincente. Noi lo faremo con le immagini supportate anche dai racconti del nostro ospite, perché effettivamente il cambiamento radicale si può dire c'è stato negli ultimi anni praticamente. Negli ultimi anni in cui ci sono stati delle brusche frenate nelle iniziative, negli interventi, nella possibilità che i comuni avevano di operare in una certa autonomia e tranquillità anche economica. Però io chiedo a lei, direttore, vediamo un po' come è stato anche questo momento di celebrazione, però come è stato anche importante fissare dei paletti per dire attenzione, noi abbiamo comunque un'identità, intendiamo anche essere rispettati per questo, perché fondamentalmente è un punto focale, perché tutti chiedono tutto, i comuni sono quei primi che hanno risentito dei tagli pazzeschi, quindi vuol dire subito di nuovo andare a gravare sui cittadini, su tutti gli interventi che voi potreste fare sul territorio, e a questo punto avete detto no, fermi lì, oltre questo limite non si deve andare. Sì, l'associazione nasce il 19 maggio 1973 con un'assemblea a Venezia, Palazzo Sheriman, presieduta dal sindaco di Frascati, Guglielmo Boazzelli, e presidente nazionale. Il comune di Venezia era rappresentato dal sindaco di Venezia Longo. 135 erano i comuni che allora aderivano, perché l'adesione è volontaria, che aderivano appunto all'ANCI. La costituzione dell'ANCI Veneto avviene dopo l'avvio delle regioni a statuto ordinario nel 1970. Vi era stata in qualche modo una rivoluzione della fiscalità in quegli anni. Quindi siamo nel 73. Nel 73 in effetti esce il DPR 300 che cancella la vecchia tassa di famiglia, cancella il dazio, l'IGE, e viene introdotto l'IRPEF, l'INVIM, l'ILOR, la nuova tassazione diciamo centralizzata. I comuni ricevono dallo Stato i trasferimenti calcolati sulla tassazione che già loro imponevano a livello locale e si avviano. Perché prima invece come funzionava? I comuni da cosa ricevevano i soldi? Da dove ricevevano i soldi? Direttamente dai cittadini? I comuni ricevevano i soldi da questa tassa di famiglia, ricevevano direttamente dai cittadini e poi li destinavano alle varie opere. Quindi una grandissima autonomia negli anni 70. Certamente, certamente, solo che vi erano comuni ricchi e comuni poveri, i comuni di montagna, i comuni della pianura attorno alle città che avevano più disponibilità e i comuni delle aree depresse che invece avevano certamente meno. Quindi questa riforma diciamo, dei tributi centralizza la riscossione, ma subito dopo 3 anni cosa avviene? Avviene che i comuni, alcuni comuni in alcune regioni, ricevendo i soldi dallo Stato, non fanno più quadrare i conti di bilancio. E cioè chiudono i bilanci in rosso. Lì nel 76 il ministro del Tesoro Stammati dice: a questo punto fermi tutti, i debiti dei comuni fatti in questi 3 anni li ripianiamo noi. Però
li obbliga a chiudere i bilanci in pareggio e comunque chiude tutte le assunzioni. Il Veneto però, allora bisogna dirlo, aveva comuni che non avevano bilanci in rosso, perché la cultura nostra veneta è quella che se ho in portafoglio 1.000 euro non ne spendo 1.200 o 1.500, ma ne spendo 900 e 100 euro li metto via. Quindi già nel 76 si è presentato questo problema. Quindi dei comuni avevano già agito in modo spudoratamente diciamo, fuori dal vaso, insomma, per dirla in termini semplicistici, e si era distinta già un'Italia a più velocità sostanzialmente, dove si operava, come diceva lei, con un modo parsimonioso, perché era nella mentalità, quindi nel Veneto, nelle zone rurali, che poi ricordiamolo, negli anni 70 il Veneto non era ancora nella grande corsa di locomotiva d'Italia, ma stava prendendo velocità perché c'erano le prime aziende che sorgevano, eccetera, quindi un periodo molto particolare di crescita e sacrifici. Dobbiamo ricordare comunque che negli anni 60 c'è stato il grande boom. Negli anni 70 l'Italia comincia a esportare in modo molto importante e viene riconosciuta a livello internazionale, se andiamo a vedere i fatti, come uno dei 6 paesi al mondo più industrializzati. Ricordiamo un'altra data, 1975 vi è l'incontro in Francia famoso di Rambouillet, che è l'incontro dove si sono incontrati, si sono dati appuntamento questi 6 paesi. È da lì che nasce il G7, poi il G8 e oggi G20, che è l'appuntamento annuale. E l'Italia era fra questi 6, quindi significa che in quegli anni, pur avendo problemi non piccoli, perché ricordiamo gli anni 70 per il terrorismo anche, che qui in Italia ha portato tanto dolore ma altrettanto peso sociale. Ricordiamo che erano anni difficili dal punto di vista sociale. Nel 74 io ricordo che alla domenica si poteva circolare con le macchine a targhe alterne, quindi si andava in bicicletta, vi era una delle prime crisi del petrolio. E comunque i comuni avevano questi trasferimenti dal centro, il Veneto era agli ultimi posti se non all'ultimo. E vediamo che ancora oggi nei trasferimenti i comuni veneti sono all'ultimo posto. E sono quelli che hanno i bilanci più tranquilli, che quindi non sono sempre in attivo. E sono quelli che hanno non solo il bilancio in attivo, ma hanno complessivamente nel Veneto avanzi per 1.200 milioni che non possono spendere. Bravissimo, adesso a questo punto viene spontanea un po' la domanda, ma allora hanno sbagliato qui? Sostanzialmente, perché se qui i cittadini fanno più sacrifici, se qui sono quelli che lavorano di più, che producono di più e che hanno meno risultato, c'è un problema grosso. O questa regione non si colloca bene nel nostro paese e quindi a questo punto, chiedo a lei una provocazione, la chiedo, si avvalla la teoria di un'autonomia necessitata, cioè quindi staccarsi, trovare una forma di gestione autonoma, o viceversa, forse troppo rigore non ha portato gli equi proficui, perché forse bisognava chiedere di più, far essere un po' più scialacquoni per poter poi ottenere di più, perché bisogna anche a volte non ragionare da lavoratore rigoroso ma da politico, no? Purtroppo qualche volta i furbi hanno più spazio. Non sempre per il momento. I furbi hanno più spazio, ma il lavoro, la protesta, le richieste dei comuni veneti, qualche piccola breccia sono riusciti ad ottenerla. Io ricordo che nel momento in cui sottosegretario prima al Tesoro e poi ministro delle partecipazioni statali, faccio un nome, fu l'onorevole Carlo Alberto Fracanzani, venne introdotto un emendamento alla legge, diciamo, annuale di bilancio che introduceva un fondo di determinati milioni di lire che dovevano essere distribuiti fra i comuni più lontani dalla media nazionale.
era un riconoscimento della effettiva difficoltà dei nostri comuni. Però cosa successe? Finché l'onorevole Fracanzani fu al Ministero, il fondo fu mantenuto, poi il fondo sparì. Ecco. E quindi le battaglie di tanto tempo. E d'altronde, se andiamo a vedere nel 1973, con il primo presidente Ettore Trevisan, sindaco di Noventa Vicentina, i sindaci lamentavano di dover operare con la vecchia legge comunale e provinciale del 1915 e del 1934, quindi pensate quanti anni e che cosa era successo nel frattempo. E si lavorò poi 30 anni per modificare quella legge. Nel 90, con la legge 142, venne approvato il nuovo ordinamento degli enti locali, molto equilibrato, molto interessante. Ricordiamo che fu stralciato la parte che riguardava l'elezione diretta del sindaco, che comunque fu promulgata dopo 2 anni, nel 93. Però cosa succede? I dirigenti ministeriali negli ultimi anni, molto intelligenti e furbi, cominciano a parlare dei costi della politica per non parlare dei costi della burocrazia. Purtroppo qua mai nessuno parla dei costi della burocrazia e quindi degli alti dirigenti. Noi dobbiamo dirlo che il sindaco che si assume le responsabilità con 400 euro al mese, il dirigente che si porta a casa a fine anno qualche centinaia di migliaia di euro, queste sono le cose ingiuste. Ci sono delle incongruenze. Ecco, io chiedo un po' a lei, perché ha toccato un po' l'argomento che è un po' pesante. I segretari comunali. E sono un'altra figura che tanti sindaci lo riconoscono, cioè a volte se lo condividono tra un paio di comuni che però dicono effettivamente hanno un costo esorbitante per l'effettivo lavoro che devono svolgere. Questa figura del segretario comunale è così, non è possibile riformarla, rivedere le entrate che ha, perché alla fin fine è un peso rilevante per il comune. E davanti ai cittadini sapere che c'è una figura che prende tanto è un po' difficile trovare la giustificazione, dovrebbe fare delle opere titaniche, insomma. In questi giorni stiamo vivendo insieme a un sindaco il dramma di un comune di 5.000 abitanti che non ha i soldi, vuole mantenere il sindaco l'equilibrio di bilancio e rimanere nei parametri previsti dal patto di stabilità, e il segretario comunale costa in un comune di 5.000 abitanti 90.000 euro all'anno. Ma è mai possibile? Il sindaco dice: io non posso pagare un segretario comunale per le riunioni di giunta e di consiglio 90.000 euro. Ed ha ragione, l'ANCI gliel'abbiamo già detto, ha ragione. E cosa può fare? Cosa può fare? Lo stiamo assistendo perché bisogna cambiare la legge. Nel 74 ministro dell'Interno era allora Maroni, e lo chiamammo a Verona e gli presentammo alcuni cambiamenti dell'allora vecchio ordinamento dei segretari comunali, che allora dipendevano dal Ministero dell'Interno. Ci diede ragione, fu modificato nel 96, però quell'idea di rendere i segretari comunali e gestirli a livello regionale, fatta la legge, l'agenzia centrale a Roma centralizzò tutti. Cosa è avvenuto? Che i comuni poi hanno dovuto pagare un conto salatissimo, e lo pagano ancora, per l'agenzia dei segretari comunali. Addirittura. Addirittura. Quindi... ecco, queste veramente sono delle cose che non sono inaccettabili secondo me, ma secondo tantissimi cittadini, ma secondo anche i sindaci l'hanno detto. Cioè lei poi è dentro un caso di 5.000 abitanti, non vogliamo pensare anche a altre situazioni dove comunque non è congruo, non risulta essere congrua questo tipo di remunerazione. Però sappiamo che ci sono leggi interne che vanno a tutelare queste figure, e molte volte sono persone che
Giustamente, come ho fatto, mi piace mutuare perché ieri mi ha colpito una battuta di un notissimo imprenditore che comunque quello che tocca riesce a metterla a reddito, che ha detto sono persone che se collocate nel mercato non vorrebbero neanche 1.000 euro al mese, di fatto, per cui, cioè, perché Ma non tante sono volte... d'accordo, perché nella pubblica amministrazione diciamo, c'è un'altissima professionalità. Muoversi fra leggi e leggine non è semplice e molti dirigenti e funzionari hanno responsabilità dirette. Quindi in molti casi le amministrazioni comunali godono dell'opera di tanti bravi dirigenti, dipendenti, impiegati, ma anche operai, sì, che ma lavorano cifre bene. di questo C'è tipo? qualche caso in cui non... E poi comunque bisogna por mano nuovamente, l'hanno detto i sindaci in molte occasioni, bisogna por mano a rivedere nuovamente la legge, perché se io sindaco posso in qualche modo ho necessità di lasciare a casa un segretario per trovarne uno che mi costi meno, non posso farlo. Esatto, Il segretario invece in qualsiasi momento può cambiare comune. Ah, addirittura. Ecco, quindi questa è l'altra chicca, vedete. Andiamo subito in pubblicità, poi torniamo su questo discorso, vediamo di ripercorrere anche un altro periodo di tempo, dalla fine degli anni 70 al periodo degli anni 80, come si inquadrava per i comuni, per chi ne ha memoria o comunque così la riportiamo un po' alla luce certe riflessioni e considerazioni, e poi andiamo a rivedere gli anni 90 e quest'ultimo periodo. Tra poco. Allora, ritorniamo qui. Io vorrei un attimo fare un altro percorso, perché ci siamo fermati alla fine degli anni 70. Cosa è successo alla vita dei comuni nel periodo degli anni 80 e 90? Sostanzialmente. Dobbiamo ricordare che negli anni 80 ci fu la riforma sanitaria con la legge 833, si iniziò, allora il sistema sanitario era basato sulle vecchie mutue degli artigiani, commercianti eccetera, che però erano cariche di debiti anche quelli, quindi si doveva risanare quella situazione e rilanciare un po' la situazione della sanità. Dobbiamo vedere poi il punto di arrivo. Il Veneto è ancora un punto di riferimento nazionale per la sanità, abbiamo una sanità che è davvero eccellente e ce ne rendiamo conto giorno per giorno e ai massimi livelli dell'eccellenza nel Veneto. Ma allora si passò, perché furono anche lì i comuni protagonisti, si passò attraverso i consorzi sociosanitari, quindi si costruirono attorno ai vecchi ospedali dei consigli di amministrazione dove vi era la presenza dei comuni e poi si diede vita alle unità sociosanitarie locali. Anche qua è importantissimo ricordare che attraverso le ULSS vi è l'integrazione fra il sociale e il sanitario e i cittadini hanno così potuto beneficiare di questa nuova organizzazione della sanità. Quindi un altro step importantissimo. I soldi non tornano più come prima da Roma, bene, compensati in ugual misura mandando meno soldi a Roma, la gente lo vuole. Questo si è parlato per un periodo importante degli anni 90 di federalismo e infatti il federalismo era la parola che apriva un po' i dibattiti e tanti spazi. Adesso sembra passata di moda, ma il federalismo significa proprio questo, quello che l'ascoltatore ha scritto adesso. Ma non credo sia passata di moda, perché da noi se ne parla ancora, che adesso la Lega è in una fase di debacle proprio interno, mistico, che deve risolvere in qualche modo, venirne fuori o trovare degli altri escamotage, perché è sentito a livello
Nord Italia ancora c'è questa spinta autonomistica, è che non viene più mutuata dai media nazionali di fatto, quindi non la si vuol più tirar fuori, secondo me. E questo è un discorso diverso. Prima parlavo dell'alta dirigenza, diciamo, dei ministeri, no? Che allontana l'attenzione dalle spese dei ministeri. Anche qua bastano alcuni dati. Negli ultimi 4 anni i comuni risparmiano 6 miliardi e 400 milioni e la spesa dei ministeri continua ad aumentare. Com'è questo fatto allora? Devono risparmiare solo i comuni? Ma io credo che vi è un fatto molto più importante. Adesso non si permette più neanche di spendere i soldi che i comuni hanno risparmiato. Pensiamo l'investimento, parlavo di 1 miliardo e 200 milioni, gli investimenti che si potrebbero fare nel Veneto con quei soldi. E sono soldi prodotti dalla capacità di amministrare dei nostri comuni che rimarrebbero qui. Il discorso del federalismo non vuole essere ripreso, e della fiscalità diciamo, territoriale, bisogna continuare a mantenere alto questo dibattito, perché è solo gestendo dal territorio che si può ottenere un nuovo rilancio un po' del nostro paese. Bravissimo, questo è molto importante, ma chi ad esempio ci ha fatto più volte l'obiezione anche in altri contesti, l'IMU adesso è sospesa, io voglio sempre ricordare sospesa non vuol dire niente, quindi già mi vengono i brividi perché altrimenti la rata poi ti devi pagare adesso, te la trovi caricata su quella di ottobre, novembre eccetera. Dice l'IMU non la diamo, la tengono i comuni e cercano di provvedere in questo modo qui, quindi una specie di azione forte, tanti suggeriscono, come alcuni dicono io non la voglio, io non la pago neanche. Noi abbiamo avuto anche un paio di ospiti in trasmissione, esponenti politici che hanno dichiarato di non averla pagata proprio come segno di protesta. Che cosa succede? Cosa potrebbe succedere? Intanto dobbiamo partire... Quindi lo sciopero fiscale, tra virgolette, mirato, non generalizzato, dobbiamo partire proprio per capire cosa significa IMU. IMU significa imposta municipale unica, perché qualcuno ha voluto far capire che questa imposta va ai comuni. Questo non è assolutamente vero. Ha confuso un po' e la gente l'ha capito, perché una parte di questa imposta se la prende direttamente lo Stato. E allora abbiamo visto, se pensiamo agli anni scorsi, avevamo l'ICI che aveva la stessa finalità, era una tassa sulla casa, adesso abbiamo l'IMU, un'altra tassa sulla casa che sostituisce solo il nome, magari tolgono il nome IMU, ne trovano un altro, ma lì comunque devono tassare. Io dico la verità che l'IMU che io ho pagato l'anno scorso è stata, io abito a Veggiano, di 135 euro. Non è una somma, ho un appartamento di 80 metri quadri, quindi non è grandissimo e non è una somma onerosissima per me. Però dico, se invece di questa fosse stato rivisto un attimo l'IRPEF, oppure se fosse stato un ragionamento diverso, vediamo le case di un certo livello, vediamo le case di lusso, perché qua è certo che chi sacrifica domeniche, perché io vedo tanta gente comincia a lavorare e va a lavorare, marito e moglie sacrificano le domeniche, la chiamano la malattia della pietra del mattone, perché sacrificano le domeniche per costruirsi la casa, per risparmiare, e poi se la vedono tassare. È un'ingiustizia, paghi la tassa sul patrimonio chi ha patrimoni ingenti. Quindi... Infatti, no, ma questo effettivamente è una questione anche etica, secondo me, più che non materialistica in sé per sé, perché poi ci sono alcuni che giustamente dicono a me i 500 euro non sono pesati, magari portano a casa anche cifre di un certo peso, in famiglia entrano certi soldi, non sono pesati. Nello stato della nostra economia, che veramente è sul filo del rasoio, purtroppo per alcune famiglie
i 100 euro della situazione, che poi magari sono 200 perché ricordiamo sono 2 rate, 250 eccetera, fanno la differenza. Perché? Perché parliamo con gli asili, molti non possono più mandare i figli alla mensa scolastica, non riescono a pagarla e sono quei 200 euro lì magari. Ci sono tante cose che entrano in una dinamica. Adesso si parla dell'aliquota dell'IVA. Sembra poca cosa per chi ha un certo tipo di guadagno, però in realtà non lo è assolutamente. È enorme. L'IVA è un boomerang drammatico, ma anche psicologico. È la stessa cosa dell'IMU, è un aspetto psicologico, non bisogna agire su queste componenti, perché la casa si è bloccato l'acquisto per moltissimi, o l'investimento su quella che era la seconda casa, che poi andava ai figli sostanzialmente. Cioè adesso rendiamoci conto di una cosa, sti benedetti ragazzi che prospettive hanno? Di lavori a singhiozzo, come un po' tutti quanti quelli che sono nel mercato del lavoro, cioè lavoro sì, lavoro no. Quando mai si potranno permettere una casa? Boh, punto di domanda. All'estero senza dubbio, qua in Italia forse mai. O il genitore che ha un lavoro fisso o magari una buona pensione gliela costruisce, gliela compra in molti casi, oppure ahimè non potrà avvenire null'altro. Queste persone, l'IMU seconda casa, cioè è una botta pazzesca. E quindi non c'è anche l'incentivo a investire nell'immobile, a muovere un certo indotto che è economico, produttivo, senza voler costruire ancora, perché si è costruito più che a sufficienza. Però con determinate metodiche, secondo me c'è una tassazione che va a pesare sulla possibilità di spesa. Si tengono i soldi, chi ce li ha se li tiene e non investe, assolutamente. L'IVA porterà a un blocco ulteriore degli investimenti, delle spese, anche psicologico, e quindi lo Stato avrà ancora meno entrate, come è avvenuto con l'aumento di un punto percentuale. Lo Stato non ci ha guadagnato, assolutamente. Quindi come bisogna stare molto attenti. E poi i comuni, se hanno meno entrate, cosa fanno? Ma c'è stato un dibattito per anni per vedere qual era la base da dare ai comuni per avere entrate. Allora si è detto deve essere una base locale, deve essere una base patrimoniale, si è individuata la casa, però dopo non c'è mica più stato solo il comune. C'è stato i ministeri centrali, lo Stato che si è messo lì e vuole una parte di queste entrate. No, queste entrate debbono rimanere ai comuni e i cittadini così vedono dove vanno spesi i loro soldi. Perché questo il cittadino anche accetta qualche piccolo sacrificio, purché sia in grado di vedere dove vanno spesi. Se il sindaco fa le fognature nuove, riesce a tappare le buche che purtroppo in questi anni ci sono state, l'illuminazione pubblica la assicura, anche il cittadino porta un po' di pazienza. Ma quando non vede dove vanno a finire i soldi che lui deve pagare allo Stato, questo credo che al cittadino dispiaccia. Infatti io sto leggendo i messaggi che stavano arrivando, adesso vediamo la pagina home page del sito, che tra l'altro è stato riaggiornato peraltro, però vedevo appunto i messaggi in cui sostanzialmente adesso basta, molti scrivono questo, cioè basta dar soldi allo Stato centrale, basta alimentare i politici. Mi rifaccio anche un articolo uscito oggi, se non sbaglio, sul Gazzettino Mattino, del vicepresidente della provincia di Padova, Marcato, che ha detto insomma pagando tutti i dipendenti della Sicilia noi potremo far fronte al rischio idrogeologico, per sanare il rischio idrogeologico di una regione come quella del Veneto. Insomma, e sono dipendenti migliaia di persone, veramente migliaia di persone, che sono di un apparato, di una burocrazia assurda per una regione, assolutamente, che non è che stiamo parlando di un altro Stato. È mai possibile questi costi insanabili? Oppure ci sono comuni grandi, perché lei giustamente fa riferimento a comuni piccoli, comuni veramente grandi che hanno comunque delle spese che escono fuori da ogni possibile controllo. Ma anche qua bisogna poi fare comparazioni all'interno della regione. Diciamo che così come negli ultimi anni è stata concepita la nostra organizzazione, vi sono ancora regioni a statuto speciale. I nostri comuni del Bellunese che chiedono di passare con il Trentino, è chiaro, mi pareva parlasse qualche tempo fa un Gino Pante, consigliere di Lamont, un comune ai confini, diceva da noi vengono le scuole del Trentino
e portano dalla Mon nel Trentino gratuitamente i ragazzi a scuola. Noi non possiamo dargli 5 lire, quindi è chiaro che loro mi portano via il futuro e questo ci fa arrabbiare, che il Trentino può dare i trasporti gratis e noi purtroppo non possiamo dare neanche un piccolo contributo. Infatti, un altro messaggio appunto che parla, se fosse soltanto l'IMU è un discorso, è che tutto il resto sono troppe tasse e quindi si supera determinati limiti. Qua mi viene automatico parlare della TARES. Come la vede? Come la vedete? Cosa vuole? Anche lì noi abbiamo chiesto il rinvio perché deve esserci un dibattito che vede complessivamente queste cose, non si può, come dicevo prima, oggi la chiamo ICI, domani è la stessa tassa, però la chiamo IMU, dopo avrò la TARES, dopo avrò... Bisogna dire ai comuni gli si dà questa base impositiva, è la casa resta la tassazione, quello che il comune chiede resta in quel comune, il sindaco lo spende per il suo comune. Dove non c'è reddito ci pensa lo Stato, tanto lo Stato ha le entrate dell'IRPEF e ne ha molte, ricordiamo che sono 800 miliardi all'anno di entrata per lo Stato, esatto, quindi sia lo Stato quello che compensa laddove c'è meno, ma ho saputo anche che in alcune regioni la gente non paga i rifiuti, non paga l'acqua, si attacca abusivamente all'Enel e non è una famiglia, quella è un tipo di mentalità che sfrutta una certa situazione. No, questo non è pensabile, ecco perché bisogna individuare per i comuni una base su cui possono costruire la tassazione locale, lì lasciare libero ai comuni, ma lo Stato deve dire questo lo lascio a voi, siete voi a decidere. Un sindaco vuole mantenere bassa la tassazione sull'IMU oppure vuole esentare le famiglie che non possono. Benissimo, quel sindaco utilizza quegli strumenti, adotta un certo regolamento. E però per il resto l'IMU, seconda casa, terza casa, quarta casa, gli speculatori che paghino. Assolutamente. No, ma infatti attenzione, gli speculatori, perché io torno al solito discorso, la seconda casa, mi faccio portavoce di tante persone che ci hanno scritto, non è di speculatori, è di persone pensionate che la pagano come seconda casa per il figlio che magari è disoccupato, ci sta dentro con la famiglia, che la occupa come prima casa ma che deve pagarle il genitore, non è seconda casa. È questo il problema, che non ci vogliamo rendere conto. Gente che ha passato le domeniche, le vacanze a costruirsi la seconda casetta e non è corretto pagarla come se fosse lo speculatore della situazione. Lo speculatore è un discorso, ma chi ha la normale seconda casa che se l'è fatta con i propri sacrifici per darla al figlio che non potrà mai comprarsela e che però la paga il genitore come seconda casa, è gravissima sta cosa qui. Oppure, l'altro esempio che è eclatante, mi sembra assurdo che certi si mettano la benda davanti agli occhi, il caso di quello che si è fatto la seconda casa, che la dà in affitto, ma che l'affitto va a integrare quella che sarà la sua pensione, molto bassa, e che ormai risulta ridicolo perché purtroppo l'affitto non compensa niente, va quasi a pari, però era una modalità di rendimento. Che ci siano persone che danno la casa in affitto è importante perché altrimenti i giovani dove vanno a stare? O le persone extracomunitarie o chi non ha possibilità di comprare, dove va? Perché se nessuno più ha la seconda casa, nessuno più la dà in affitto, o che so io, siamo veramente al delirio più totale, visto che i comuni poi non possono permettersi di fare le case popolari, perché anche questo è un altro aspetto importante, perché poi se non sbaglio l'Ater paga anche l'IMU, giusto? Questa è una cosa ridicola, no? Delle case che vengono costruite per andare incontro alle famiglie che hanno necessità e poi devono pagare questo. Sono assurdità, veramente grosse assurdità. Infatti, vabbè, dopo qui si stanno scatenando adesso contro il Sud Italia perché lei effettivamente ha toccato una leva un po', qui molti sono sensibili di certe persone che non sono effettivamente corrette, non c'è l'onestà insita o il senso della comunità, della collettività che dir si voglia. Per quel che riguarda invece le iniziative di ANCI in cui voi fate portavoci, che cosa ci saranno le prossime azioni che volete intraprendere? Ma adesso abbiamo un incontro col sottosegretario al Ministero dell'Economia, onorevole Alberto Giorgetti, venerdì
nella Valpolicella proprio per iniziare con lui ad affrontare un discorso organico di fiscalità locale in un'ottica federale. E successivamente poi porteremo all'attenzione del nostro direttivo la lettera scritta dal sindaco di Carceri al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui il sindaco mette in mora il Presidente del Consiglio e gli dice: attenzione, io qua non ho più soldi perché non me ne trasferite più, non ho più la possibilità di intervenire perché mi dite mese per mese cosa posso spendere. Se succede qualcosa ai miei cittadini, o perché c'è l'alluvione, o per il terremoto, o per queste cose, ricordiamo che i sindaci, per esempio, sono responsabili delle scuole, della staticità delle scuole, dell'antisismicità, e da una parte sono stretti dal patto di stabilità, dall'altra hanno l'obbligo di mettere in sicurezza le scuole, qua non si sa cosa fare. E lui dice: attenzione caro Presidente del Consiglio, se io avrò problemi di questo sei tu che sei responsabile, perché non mi metti nelle condizioni di amministrare correttamente i miei comuni. Ci sembra un ragionamento giusto, vedremo il direttivo, nel direttivo ci sono tutte le forze politiche, che tipo di vedremo che azione da fare. Ma poi c'è un altro ragionamento. Fermo là, io voglio fare anche l'altro ragionamento subito dopo la pubblicità, così abbiamo tempo anche di svilupparlo. Un attimo solo, pochissimi secondi. Allora, abbiamo veramente pochissimi minuti, però Consiglio delle Autonomie, che cosa prevede? È l'altra novità, no? Noi ci siamo battuti da molti anni ormai, siamo riusciti ad ottenere il Consiglio delle Autonomie nello Statuto. Un anno fa veniva approvato il nuovo Statuto ed ora è previsto dallo Statuto, però è necessario fare adesso la legge attuativa e siamo ancora qui, unica regione in Italia a non avere il Consiglio delle Autonomie. Cosa significa Consiglio delle Autonomie? Significa incaricare una trentina di sindaci che prima della promulgazione delle leggi regionali diano un'occhiata, discutano e suggeriscano l'orientamento dei comuni su questa legge. Io spero che questo vada in porto immediatamente quanto prima. Patto di stabilità regionale viene calato dall'alto. 2 anni fa abbiamo dovuto fare una battaglia per fare accettare alla Regione che il termine non era un certo termine e abbiamo dovuto chiedere, l'abbiamo fatto con forza, abbiamo trovato l'immediata disponibilità peraltro del Presidente Zaia, di trovare 40 milioni per finanziare questo patto di stabilità. Però il primo anno i comuni hanno avuto la disponibilità di 80 milioni. L'anno scorso di 20 milioni, quest'anno di 10 milioni. Non è così che si aiutano. La Regione che cosa, alla vostra osservazione, che cosa ha detto? La Regione, ci saranno poi degli incontri nei prossimi giorni, anzi credo che il Presidente abbia già chiesto all'assessore di comparto di essere presente nel direttivo. Ma se siamo tutti in difficoltà è chiaro che anche qui dobbiamo lavorare. La Regione Lombardia il secondo anno, cioè l'anno scorso, ha raddoppiato il fondo a disposizione dei comuni e quando quest'anno il nuovo presidente della Regione si è insediato, ha chiamato l'ANCI e ha detto: bene, adesso voi ANCI mi dite quali sono le priorità dei comuni e io vi assicuro che saranno anche le mie priorità.
insomma speriamo bene. Ci sono altri oneri per i sindaci, qualche cosa di particolare che... Beh, oneri, io dico che ormai bisogna metterli sugli altari, tutti sono dei santi i sindaci, perché con piccolissime indennità, ripeto, si parte da 150 euro al mese, veramente hanno responsabilità enormi. Assolutamente, no, mi viene si riflette perché arrivano diversi messaggi, a parte alcuni che dicono che bisogna comportarsi come al sud perché non ne vale la pena fare i parsimoniosi e risparmiare, perché questi dopo sono i risultati di quelli di cui stiamo parlando. E un altro appunto, un telespettatore che ci ha appena scritto, c'è scritto che ha una casa vecchia di 70 metri quadri, è senza lavoro, ha una macchina vecchia e sarebbe ricco. Ed effettivamente è incongruo il discorso, oppure una persona che ha una casa magari di 200 metri quadri, decrepita, non riesce neanche a riscaldarla e vive con 450 euro di pensione. È ricco questa persona qui e allora dove va a vivere? E effettivamente dobbiamo tener conto di tantissime situazioni e dinamiche che si presentano nel nostro paese, che forse chi ci governa non tiene conto di questo, cioè ha presente soltanto Roma come parametro di riferimento, e questo è veramente Ricordiamo sempre quello che abbiamo detto prima, e cioè se la tassazione è locale e viene gestita localmente anche in opere pubbliche, le dinamiche territoriali il cittadino analizzate. Si rende conto dove vanno spesi i soldi, e quando i soldi vanno in altri luoghi e non si capisce poi dove vanno spesi. È lì che il cittadino si arrabbia e dà ragione. Ed è molto arrabbiato. E ci arrabbiamo tutti. E vi arrabbiate, esatto. Anche lei credo. Assolutamente. Allora, grazie a Dario Menara di essere stato qui con noi, grazie all'Anci del Veneto. Avremo ancora opportunità magari la prossima settimana di fare un incontro, eccetera, per affrontare altri temi alla luce di quello che emergerà. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera, parliamo invece del lavoro che non c'è, come trovarlo e che cosa si sta facendo, rivedere la riforma Fornero, passaggio staffetta tra le persone anziane che danno in pensione e i giovani, è una soluzione possibile? Ma non lo so, provate a rifletterci, dite la vostra opinione, aspettiamo le vostre telefonate, i vostri messaggi questa sera alle 21 con i nostri ospiti in studio. Grazie ancora all'Anci del Veneto, arrivederci. Grazie.